Un momento di distrazione, forse un brevissimo colpo di sonno, ed ecco che un viaggio diventa una tragedia. Due ragazzi, lui vicentino di 25 anni, lei 22enne originaria di Dolo, residente a Camponogara in provincia di Venezia, erano a bordo del loro camper a poche centinaia di metri dal casello di Mogliano della A27. In quel momento, per cause che sono al vaglio della polizia stradale di Treviso, il camper ha iniziato a sbandare fino a quando si è rovesciato. La scena che si è presentata ai soccorritori dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del suo 118 è stata drammatica. Per la ragazza sballottata all'interno del camper non c'è stato nulla da fare, l'urto è stato fatale. Un camper con alla guida un ragazzo dell'89 ha perso il controllo e si è schiantato, ha urtato prima il guardario di destra, poi quello di sinistra, successivamente si è ribaltato. Purtroppo all'interno del veicolo c'era anche una ragazza del 92, quindi molto giovane, che è rimasta schiacciata sotto il veicolo e quindi purtroppo ha perso la vita. Sul ragazzo alla guida avranno fatte le analisi di rito in questi casi. Chiaramente abbiamo fatto la richiesta per l'alcol, per i rilievi, sostanzialmente sostanze stupefacenti e alcol, e vedremo cosa ci dice poi l'ospedale, perché il conducente è stato ricoverato presso l'ospedale. Per il ragazzo che guidava il ricovero è stato precauzionale in quanto non avrebbe riportato lesioni di rilievo. A causa dei lavori necessari a rimuovere il camper, inevitabili lunghe code e disagi per chi percorreva la A27 in direzione Venezia.